Chi girava con auto lussuose come un SUV Maserati Levante. 2 rom di Treviso e Oderzo erano possessori di auto di grossa cilindrata. Chi non aveva dichiarato vincite conseguite con scommesse o gioco online, come nel caso di 2 disoccupati, un 54enne residente a Treviso che ha vinto oltre 1.600.000 euro e un 48enne a Conegliano che ne ha incassati 500.000. Furbetti del reddito di cittadinanza, 116 in provincia di Treviso, smascherati e denunciati dalla finanza. Casi eclatanti di persone tutt'altro che indigenti. Tra loro c'è anche chi ha omesso informazioni sulla presenza in famiglia di un proprietario di immobili dati in locazione a terzi e chi risiedeva all'estero. La percentuale che sicuramente salta maggiormente all'occhio è che il 60% di queste persone che abbiamo denunciato sono stranieri o comunque sono persone nate all'estero. Le violazioni commesse sono di diverso tipo, partiamo dall'assenza del requisito della residenza. Sappiamo che la norma prevede che per aver diritto al reddito di cittadinanza bisogna essere residenti in Italia da almeno 10 anni, di cui gli ultimi 2 in maniera continuativa. Bene, un 45 di questi 116 soggetti non erano in possesso di questo requisito. L'indagine, per la quale il presidente Luca Zaia e il ministro dei rapporti con il Parlamento Federico D'Incà si sono complimentati con gli uomini della finanza, è partita a gennaio ed è stata possibile grazie all'incrocio di banche dati sulla platea dei trevigiani che percepiscono il reddito di cittadinanza. Parliamo di una platea di circa 5.000 beneficiari. Bene, per affrontare una platea così vasta necessariamente abbiamo dovuto far ricorso alla tecnologia informatica, quindi a dei software di analisi che hanno permesso di incrociare i dati contenuti nelle diverse banche dati a nostra disposizione. Controllo poi passato sul campo e sulle singole posizioni dove era stato rilevato un rischio. Una volta identificati sono stati segnalati alla Procura della Repubblica e all'INPS. Dovranno restituire 700.000 euro.